Da questa valigeria di Padova è passato uno dei momenti più drammatici della storia d'Italia. Qui venne venduta la valigetta utilizzata per nascondere la bomba di Piazza Fontana a Milano. 12 dicembre 1969 il boato squarcia la sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. 17 le vittime è la scintilla che segna l'inizio della strategia della tensione. Anche la città di Padova è tristemente legata a questa orribile pagina di storia italiana. La valigetta utilizzata per nascondere la bomba posizionata nella sala centrale della banca è stata acquistata proprio qui, nella centralissima valigeria al Duomo. Un'ignara e giovanissima commessa, pochi giorni prima di quel 12 dicembre di 50 anni fa, la vendette assieme ad altre 3 identiche a Franco Freda, militante del gruppo neofascista Ordine Nuovo. La commessa padovana riconobbe quella valigetta diplomatica immortalata nelle immagini di tutti i telegiornali. Tutto attorno macerie e morte. Lo disse subito al titolare e insieme avvisarono la polizia. Franco Freda, piccolo editore, è uno dei protagonisti del processo di Piazza Fontana. La pista nera seguita dagli investigatori milanesi dopo aver abbandonato la tesi della matrice anarchica portò dunque a Padova, dove vivevano Freda e Giovanni Ventura. Anni di indagini e depistaggi che tirano in ballo anche i servizi segreti. Anni di processi che però non hanno mai portato giustizia per le 17 vittime e le loro famiglie. Nel 2005 la Cassazione affermò che la strage di Piazza Fontana fu realizzata da un gruppo eversivo costituito a Padova nell'alveo di Ordine Nuovo e capitanato da Freda e Ventura, dichiarandoli però non più processabili in quanto irrevocabilmente assolti dalla Corte d'Assise d'Appello di Bari.